Anche il mondo dell'olivicoltura presente, nonostante le difficoltà registrate soprattutto in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, che segno è questa vostra presenza? Ma è un assegno per dare qualche indicazione e qualche cura al futuro dell'olivicoltura ligure che si trova in grandi difficoltà. Purtroppo i mutamenti climatici ci stanno mettendo di fronte a dure realtà che dobbiamo sopperire con varie soluzioni che stiamo cercando di trovare. Il punto sarà fatto nel corso di un convegno che si svolgerà proprio a Expo Fontana Buona. Esatto, sabato alle ore 16 avremo un convegno sullo sviluppo e le opportunità di crescita della Val Fontana Buona, ma sarà su tutto il territorio, e le prospettive di un'olivicoltura un po' più moderna rispettando le tradizioni, in modo da essere un po' più tutelati rispetto agli eventi calamitosi che purtroppo a frequenza costante e non tanto distanziata l'uno dall'altro possono influire sul reddito delle aziende agricole. Si cercheranno soluzioni per affrontare questa situazione? Si cercheranno delle soluzioni, qualcheduna c'è già, le stiamo confrontando per dare prossimamente, nei prossimi incontri che faremo a breve, delle soluzioni chiare e precise agli olivicoltori che tentano di rimanere su un territorio martoriato dalle difficoltà sia climatiche che dal territorio. Che colpo è stato quest'ultimo del 18 di agosto? In vari comuni, quelli colpiti dalla tromba d'aria, sia il comune di Lavagna, Chiavari, Seste Levante e soprattutto la Val Graveglia. Sull'olivicoltura abbiamo avuto un danno importante, perché c'è aziende che hanno perso il 99% del prodotto e non sanno se andranno a raccogliere il prodotto. Bisogna essere bravi a tutelare le aziende con varie assicurazioni disponibili, ma devono essere chiare e con molta meno burocrazia.